Parla tifoso azzurra. Benvenuto nel tuo canale di notizie del Napoli. Oggi vi portiamo informazioni sulla situazione contrattuale di Giovanni Di Lorenzo, capitano del club azzurro. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha rilasciato recenti dichiarazioni sulle trattative in corso. Ma prima di iniziare premi il pulsante mi piace se ami il Napoli a memoria. Inoltre, ha affrontato le situazioni di Mario Rui e Matteo Politano. Scopriamo i dettagli. In un'intervista al canale 21, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rivelato che sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto del capitano. Ha sottolineato che i colloqui si stanno svolgendo senza intoppi e che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è disponibile a discutere la questione nei prossimi giorni o la prossima settimana. Giuffredi ha parlato anche della situazione degli altri giocatori del Napoli. Ha espresso l'augurio che tutti i suoi giocatori restino al club, sottolineando che il Napoli è la sua vita. Ha chiarito che lotterà per gli interessi della squadra della sua vita, anche a costo di lottare per i suoi giocatori, come nel caso di Mario Rui e Matteo Politano. Il rinnovo del contratto di Giovanni Di Lorenzo è all'ordine del giorno e le trattative procedono senza intoppi. L'agente Mario Giuffredi ha evidenziato la disponibilità di Aurelio De Laurentiis a discutere la questione nei prossimi giorni o settimane. Questa è una notizia incoraggiante per i tifosi del Napoli in quanto Di Lorenzo è uno dei migliori della squadra e uno dei leader in campo. Giuffredi ha anche sottolineato il suo impegno nel mantenere i suoi giocatori a Napoli, dimostrando la sua dedizione al club. Ha chiarito che anche se rappresenta questi giocatori, metterà sempre al primo posto gli interessi del Napoli. Continueremo a seguire da vicino le trattative per il rinnovo contrattuale di Di Lorenzo, così come le situazioni di Mario Rui e Matteo Politano. Resta sintonizzato sul nostro canale per tutti gli aggiornamenti e le novità dal Napoli. Grazie per averci seguito e alla prossima. Forza Napoli sempre!